Ieri, per la prima volta in Italia dal primo caso accertato di coronavirus, c'è stato un freno ai contagi. Lunedì, infatti, l'incremento dei malati è stato del 16% a fronte dell'aumento del 50% registrato il giorno prima. Come ribadisce anche il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, sarà l'andamento di questa settimana a dirci se le misure adottate sono davvero in grado di fermare il contagio o se, viceversa, ne serviranno di nuove e ancora più stringenti. Intanto, per fornire un primo sostegno economico alle famiglie, alle imprese e al settore turistico della zona rossa, principalmente in Lombardia e in Veneto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato un decreto legge che è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che è dunque già entrato in vigore. In Sardegna rimangono stabili le condizioni del paziente ricoverato a Cagliari, per il quale si attende l'ufficialità del contagio da coronavirus da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. L'assessore regionale alla sanità Mario Ognedu rende noto che le persone entrate in contatto con il paziente nei giorni scorsi sono già state messe in stato di quarantena. E la nuova parola d'ordine per difendersi dal contagio è droplet, termine che in questi giorni viene adottato per indicare il criterio di tenersi a almeno 1 metro di distanza dalle altre persone per evitare che le goccioline di saliva espulse parlando, starnutendo o tossendo arrivino agli altri. Misure precauzionali indicate dall'Istituto Superiore di Sanità semplici, ma che possono fare la differenza e che vengono adottate anche dai presidi culturali della Sardegna. A Nuoro, per esempio, l'ISRE ha pubblicato una nota in cui segnala che a titolo precauzionale in questi giorni saranno vietati gli ingressi e le visite guidate ai gruppi ed è richiesto ai visitatori di mantenere 1 metro di distanza tra loro.